Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, raccomandone veneziano, siamo su FIFA 14 Ultimate Team. Allora ragazzi, se non ho registrato un po' di partite perché ho preso un'incazzatura bestiale, ho perso due divisioni, ero in divisione 3, sono in 5, non ho parole, tutte partite fino all'80esimo ero 1-0, 2-1, persa 3-2 o 2-1 agli ultimi 10 minuti. Non ho parole, adesso speriamo che con la One sia un po' diverso. Ho provato alla Premier, no, perché la usano tutti, mi sono sui coglioni. Bundesliga mi sono trovato male. Liga 1 mi sono trovato male, Sudamericana male, Brasiliana male e Nazionale del Belgio male. Adesso proviamo Serie A italiana con giocatori solo italiani, anche se c'è il Balta, Argentato e Montolivo che sicuramente non sono stelle, gli altri invece sono forti. E quella spagnola che la vediamo dopo. Andiamo ragazzi, pensiamo solo a fare queste partite senza avere obiettivi come Division 1. Se ci riprendiamo un po' tutto quanto, la possiamo ripensare ad arrivare in Divisione 1. Ma per il momento insomma, sono troppo incazzato dalla 360, quindi stiamo su obiettivi più Ok ragazzi, ci siamo e chiaramente no, questo no, una mezza, no, una squadra, che cazzo di squadra è? Un po' di Premier League, un po' di Bundesliga e il portiere della Liga, boh, vabbè, un casino insomma. Andiamo ragazzi, dai, va a vincere perché anche questa siamo in divisione 5, siamo messi che di merda, stiamo rischiando di retrocedere in divisione 6. Ecco, dopo questo commento non voglio dire più niente. E pensate a questi video come due partite, nel senso senza altre cose, perché se no mi girano altamente i coglioni. Molto lì. E c'è il fuori. Si comincia subito con quello. No, per poco faceva la cagata. Dai, con il cuore adesso, se ritorniamo a registrare dopo innumerevoli sconfitte che veramente sono nate in una sola cosa, cioè non potevo registrare ragazzi perché era un insulto dietro l'altro. Eccolo qua, e che arriva un altro gol, eccolo qua, mamma mia, che rischio. Voi lo sapete poi su foot, più perdi, più ti incazzi, più perdi, cioè è un circolo vizioso, foot. Comunque ho visto le leggende di Shevchenko, è un'impresa, cioè devi avere 1 milione di crediti, non ottieni pure di giocare così tanto, sarà impossibile, vedo che io le carte, anche se compro tipo 80 euro di carte non trovo niente, sarà un'impresa disperata, insomma, avere una leggenda o un mitico meraviglioso, incredibile scena. Balo, porca trota, entra, sfiga continua, imperterrita. La sfiga continua. Fuori gioco, merdaccia umana, fuori gioco, rompere il cazzo, Lewandowski, molto... Ecco, bene, però quando batto queste punizioni sono più tranquillo, Quando batto queste punizioni mi sento meglio, dai, però... Guarda che angolo di bava. Occhio, che Lenin, buttala via, coglione. Dai, niente, la prende all'ultimo, ma recuperiamo. Vai Escia, ma che cazzo faccio? Ma non ci credo, volevo fare tutta un'altra cosa, per il passaggino, perché volevo il gol sicuro per una volta, volevo fare un gol un po' più tranquillo, invece niente. Niente, il comandante deve solo fare bei gol. È la condanna comendiana. Vai Cerci. Il Robben italiano. Cerci. Bello sto cross di destro, bello. Vedete, nel suo piede ci sta. Montolivo, cazzo, madonna, Montolivo. Occhio. Vai Balotelli. Merda.
Partita collosa, adesso tutto a centrocampo, vai piccolo faraone, va a cagare. Adesso, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Adesso Chielo deve, dai Chielo, che è il naso che fa provincia, dai Chielo, bravo. Balzaretti, El Shaarawy. Buttiamola su, vai Balo di fisico, dai Balo. Vai Balo, bravissimo per Montolivo. Montolivo! Parata di Alves. Vai Principino, un bel cross. Stacca qualcuno, e invece non c'è nessuno dei nostri. Merda, no, ma non può esserci un buco del genere. Bravo, il naso che fa provincia. Vai di naso, grande Chielo di naso. Eccola là. Mamma mia, Barzali non so come. Marchisetto. E dopo la perdiamo in maniera ignobile, grandissimo, ancora per Marchisio vede Cerci in maniera splendidamente. Attenzione il Balo, possiamo segnarla, grazie, super, Mario Balotelli, ormai segna solo quando fa gol, segna solo sui videogiochi, e Balotelli, e Super Mario, non è che magari forse stavolta porta fortuna a registrare, speriamo ragazzi, le registro tutte e se le vinco, se o no, se noto che se registro porta quasi 3 punti, le registro tutte, però stiamo calmi che manca ancora un secolo. E se Saltelli segna Balotelli, e se Saltelli tromba sempre Balotelli, e vaffanculo, e perché facciamo ste robe? Prendevo gol sul rimpallo così, veramente mi giravano i concetti, che veramente una sfiga, mamma mia. Cioè il palo non è fortuna, perché ha preso il palo su un triplo mio rimpallo, cioè Fiore, una roba grande. Dai coglion, dai. No, non volevo fare così però, De Rossi. Il passaggio del cazzo, ma recuperiamo, Montolevo. Buffon, lancio di Buffon per il nulla, per l'amico immaginario, ragazzi. Bravo Marietto, almeno sui videogiochi segni, vaffanculo, va. Dai pressing, vai di pressing. Jesus Navas, Touré. Vai Cerci di destro, non male. Dai che la prendiamo noi, non ci voglio credere. Bravo, il Barza c'è. De Rossi sbaglia tutto, il Cumendone Cappella, attenzione, vai Chiello di naso, c'è il gol, e invece Buffon c'è, qua siamo stati fortunati noi invece. Qua si soffre troppo, ormai in divisione 5 veramente me la facevo proprio col sorriso, adesso che sboccio si soffre anche fra un po' arrivo in divisione 10, cazzo, ma ero in divisione 3, 2 retrocessioni consecutive, mai successo nella mia carriera come andiamo. Però tante partite su 360 scriptate a sbrega, cioè veramente, questo purtroppo è il limite un po' di FIFA, che speriamo che su One ci sia meno, perché sinceramente lo script rompe abbastanza il cazzo, per essere sincero. Marchisio, il momentum o quello che è, insomma, non è fuori gioco, il Balo, super, Mario Balotelli, l'uomo che segna solo su FIFA. E lo dice un milanista, è in depressione ragazzi, 2-0. Un buon 2-0 comediano, Elsha. Richards, del piccolo Richards. Ozzo, no, dai, non prendiamo subito il 2-1, bravo.
qua il Barça, ottimo intervento del Barça. Incredibile, sta registrando mica 2-0. Ah no, però adesso può fare il 3-2, gli ultimi... se fa il 2-1 adesso, comunque entro il 70esimo, poi può fare il 3-2 dall'80esimo in poi, insomma, come sempre è stato così per me, nelle partite che non ho registrato, perché ne volevo registrare un po', perché da tanto che non faccio foot, però fiore, cioè, sono partite veramente di quegli insulti al gioco, vi giuro. Non era divertente, non era il classico insulto comediano, era proprio un insulto dal cuore, cioè. Roba nostra, cosa vuoi da me? Il chiello, no, che cagata che ho fatto, che stronzata che ho fatto, qua veramente rischio di brutto. Doppia cagata, beh qua meritavo, madonna grande, Buffon, ho fatto 3 cagate in un'azione, cioè, sbaglio quel chiello che è ultimo uomo, faccio la scivolata e chiaramente non dovevo farla e sbaglio la posizione, proprio 3 errori comediani. Bravo. Attenzione, Alaba il tramonto, attenzione, buttala via, e arriva Cerci, ragazzi. Cerci numero, Cerci se ne va, Cerci la pallone d'oro. Abate per Barzagli. Merda, mi sto rincoglionendo. Cos'è? Ah, meno male, mamma mia, che panicata. Balzaretti, il Balza. E Shaarawy recupera Reccia de merda. Richards. Che numero. Guarda, però i rimpalli così io veramente non ho mai vinto uno in carriera. Vai Escia per il 3-0, lento Escia, e la recupera con il cuore, Balotelli, non ci credo, la para Alves, ma porca puttana. Poteva essere il gol della tranquillità, invece no, mi vuole far soffrire il gioco. Se faccio prendere il 2-1, se prendo il 2-1 poi pareggia, lo so. Se prendo il 2-1 poi pareggia, eccolo qua. Incredibile, madonna, che nervi. Adesso perdo. Cosa ho detto? Allora, cosa ho detto? Se prendo il gol il 70esimo, poi perdo 3-2 dall'80esimo in poi. Vediamo se è ancora così per la 62esima volta. Se è così, se vuol dire che c'è il momentum anche su Xbox One, e veramente vado a giocare a Halo Kitty, deciso. Bravo, hai segnato, coglione, non me ne frega un cazzo. Io sto registrando. Vai. Cerci. Vai Cerci. La porca troia, bravo Cerci, dai. Involati Cerci, involati di testa, non ce la fai. Sono sicuro che pareggia. Minimo pareggia. Potevo fare il 3-1 prima, pazzesco. Qua mi è passato bene, porca puttana. Ultra difensiva e chi se ne frega. Bravo Chiello. Balzaretti. Adesso si soffre di brutto, fiore. Sofferenze comendiane adesso, Bravo Buffon. Dai Gianluigino. Balotelli deve tenere palla. Balo, che cazzo però. Bravo Chiello. Shaarawy, un po' di bava anche a me, dai. Dai balo, niente da fare. Bravo Balza, era poi la perde. Dai fioi, dai. 75esimo, doveva tenere duro. Però è dall'80esimo che c'è il pericolo. Balo. Dai balo. Beh, non cross, intendono i cross. Tutti segnano di testa, almeno su 360, l'unico coglione che non segna. Richards. No, t'ho detto di no. Che palle, adesso veramente rischiamo. Dobbiamo prendere palla e tenerla, cacchio. Guarda il coglione. No. Visto? Ha sbagliato lo stop e va a segnare. Royce. Adesso prendo il 3-2. Tutte le partite così, ragazzi.
non so cosa dire sinceramente, non so cosa dire. Vado in divisione 6 comunque, e continuo così. Chelsea. Vincevo 2-0, niente da fare, il sortilegio continua, è sempre così, poi quello è il problema. L'ho detto prima, quindi c'è un video che ti... Dai palo! Il palo! E la palo! Ma il palo poi perché... Non ho parole, non ho parole, non ho parole. Adesso vado a perderla, me lo sento, l'avevo detto, l'avevo detto. Ma perché? Ho sta sfiga, ma perché? Dio. Non ho parole per descrivere questa partita, uguale a tutte le altre. Sì. E l'avevo detto prima, quindi c'è un video che testimonia il tutto. Prima della partita ho detto come perdevo le partite così e si è avverato. Anche un pareggio furto, però, cioè veramente, io non ho parole. Marchisio. Esce. Me la portiamo a casa un punto, no, perché se perdiamo veramente non gioco più, cioè, niente, dove recupero la borsa, Dio mio! Bravo Balo, prova il tiro Balo, un tiro di merda del Balo. Buttala su, Buffon. Cerchiamo di prendere, tentare noi l'ultima azione, non concediamoli l'ultima azione perché segna il merda. Eccolo. Dagli rigore a quel fottuto figlio di puttana, daglielo, no? 2-2 di merda. Se va bene pareggiare. Adesso non la prendo più. Parola. Fuori gioco, meno male colpirlo. Buttala su, va, pareggiamo. Deve sempre prendere lui, ragazzi. Se il gioco ha deciso che deve segnare, fuori gioco. Pazzesco, però ancora così, ancora rimonta. Poi è incredibile. Cosa devo fare per vincere? Rimessa sua. Finito. Ragazzi, siamo con la Lega, buona squadra, sinceramente, con Lopez, Alba, Piqué, Ramos, Alves, Mediano, Alonso, Isco Nero, Fabregas, Iniesta, Diego Costa e Benzema. Raga, speriamo bene, però veramente, se anche su Xbox One vai di rimonta, ma puttana miseria. Adesso trovo... Vai che andiamo, ragazzi, siamo con la Liga. Purtroppo, oddio. Xbox, go to settings. Xbox, go to settings. Guarda il computer. Ma sento la gente, ragazzi. Ma che cazzo state sparando? No. Sto registrando e sento sti qua inglesi che parlano ste merde inglesi, dai. Occhio. Palle per sentire gli altri. Come si fa? Ecco ragazzi, piccolo messaggio. Come si fa a non sentire sti stronzoni che parlano? Che bisogna vincere, Fiori. Occhio. E si soffre invece. Vai Diego Costa, prova il tiro impossibile. Diego Alves spara. Maxwell.
occhio. Rimessa per l'avversario. Ancora una palla in campo. Fa il cappellone, niente da fare, non lo fa il cappellone purtroppo. Fallo. Il Q protesta. Porca troia, Thiago Silva recupera. È una partita importante, ragazzi. Però forse 2 partite che registro almeno non la voglio vincere, comunque giocare meglio rispetto anche il 2-2 di prima. Fallo. Niente, non me lo fischia, non me lo fischia. Bello, questo è un bellissimo passaggio, un po' di classe. 20 minuti di pura noia, ragazzi. Dai, sveglia! Guarda il coglio, guarda il coglio, guarda il coglio. Butta lassù. Bello, proprio un bel rinvio, bravo Lopez. Siamo? Modric, quello di Modric. Occhio, bravo in difesa. No, che cagata di Isco. Cagatone di Isco, ma recupera dopo bene Isco, vai Isco. Isco la perde, Sanchez recupera. Stiamo giocando veramente male, Benzema. Sta liga non mi convince in questo momento, dai, dai. Benzema è fatto. Troppo prevedibile, questo è il problema. Però i rimpalli sono tutti suoi, non c'è niente da fare. Bravo Fabregas. Fabregas per il Benze. Ma il Benze, come sempre nei rimpalli c'è solo l'avversario. È sempre così, Fiori, è sempre così l'Avezzone. Ezechiele se ne va, Ezechiele se ne va, Ezechiele se ne va. È un rimpallo, un grande portiere, ma ancora il rimpallo, cioè è incredibile. Bel tiro comunque di Benzema, è ottima risposta. Testa, portierone. Che cagata quella del portiere. Dai un po' di culo, vai Diego Costa. Vai Diego Costa. Però è proprio regalato anche qua, ho regalato un'azione, sto giocando male. Puttana troia, puttana troia. Riusciamo a essere cattivi, attenzione, 1-2 bellissimo dell'avversario che con Sanchez prova ad andare in gol, prova il cross, buon recupero, vai il contropiedone, vai Isco, vai di contropiedone, ma siamo lenti, vai Benze, vai fallo, e anche Rosso, ultimo uomo, neanche ammonito. Alonso fuori. È un 0-0 che non serve a tanto, Buttala su. Ancora il portiere, buttala su. Vai una bella sponda, niente, ancora recupera l'avversario. Ennesimo rinvio, che do coglioni. Dai Benze, prendine una.
qua, recupera bene il difensore, ma siamo noi. Sto bravo qua, temporeggiato bene, porca puttana, quello che manca a me purtroppo, che in difesa mi butto sempre per tentare l'anticipo, non mi piace temporeggiare, però prendo le bombe, questa è la realtà, questa è la semplice realtà. Bravo qua Fabregas, vede il Benzema, troppo lunga, troppo imprecisi oggi i nostri. Fine primo tempo, vedo coglioni, proprio il primo tempo che non mi è piaciuto per niente. Brutto primo tempo. Secondo tempo dobbiamo assolutamente cambiare registro se vogliamo portare a casa sti benedetti 3 punti. Buono, fallo su Costa, non fischiato, l'ennesimo. Vai Diego, vai Diegone. Il Benze. Era un po' falletto anche questo, ma non me lo fischia Iniesta. Alonso. Benzema. Il Karim, viene fermato bene il passaggio, Iniesta. Che brutto questo. Portiere ti prego, bravo Lopez. Siamo ragazzi, non ci siamo, un 0-0 veramente di merda e stiamo anche rischiando, ti prego portiere, non è ancora bravo. Dai, ragioniamo, Isco. Madonna, sto sbagliando tutto. Quando non vinci da un po' di partite, chiaramente dopo hai la pressa di segnare, fai cagate. Dai, passala vecchio, no, guarda, ti lascio libero, basta che ti passi. Mamma mia, oh. Occhio. Quasi autogol, c'è il gol adesso. Mamma mia Cavani, cosa ha sbagliato Edinson. Però torna sempre a loro. Tutti i rinvii vanno a loro, dai. Isco. Vai Benzema per Fabregas, ma ancora recuperano loro. Cavani, bel numero di Cavani. Dai Piqué, buttala via. Si soffre ragazzi, si soffre. Tutti quelli che fanno la one comunque, già ci sono meno giocatori, secondo me quelli che ci sono anche più forti, Vai contro il piedone, Non ci siamo. Bella questa fuori gioco, offside. Purtroppo fuori gioco. Dai che sbaglia, porca puttana, non la pagano mai loro la sta cagata. Occhio. Allora, questo fa i numeretti, Piqué recupera bene però Jordi Alba. Cumulativo. Vai Benze, non è fuori gioco. Vai Costa. Miracolo del portiere. Ho tirato subito che avevo paura di essere recuperato, ma che parata ragazzi, che animazione, che bella. I tiri sono migliorati tanto, sono bellissimi. Fabregas, Cesc. Cioè, il FIFA è migliorato, il Kuma che è peggiorato. Dai, un gol contropiede. Bravissimo Piqué. Stesso offside.
Offside di Edinson Cavani. Piqué. Isco. Jordi Alba. Quindi tutti i passaggi troppo prevedibili purtroppo. Piqué. Alonso. Fabregas. Benzema. Vai Karim. Karim per Fabregas. Dai Fabregas, questo lo devo segnare. Fabregas, però se sbaglio sti gol non merito di vincere. Costa prova il tiro. Quanti gol che mi sto ciavando, fiori proprio in veneziano. Veramente un erroraccio non da Comendone. Una volta online non sbagliavo questo, adesso rischio di prendere il gol. È un Kuma nervoso dopo le innumerevoli sconfitte e pareggi che ho subito, soprattutto cioè, nel periodo che non ho registrato con la 360, parliamo di un mese fa, dopo così poi ho smesso un po' di giocare, adesso sto riprendendo, ma la situazione non è tanto migliore purtroppo. Crisi comendiana, ragazzi, non perdere, però dai, non perdiamola però. Addirittura arriva la sconfitta. Non ne va una, cioè io non sbaglio tutto e gli altri segnano. Vabbè ragazzi, Fiori, cioè io sinceramente non so neanche se continuare ancora tanto con foot, perché mi sto tanto incazzando, perché sono passato sono arrivato in divisione 3 senza particolari problemi. Da quando sono arrivato in divisione 3 non ho più fatto niente, sono sprofondato. Adesso vado sicuramente in divisione 6. Insomma, non è che uno può dalla divisione 3 non saper più giocare e andare in divisione 6. Non capisco, cioè spiegatemelo voi. Costa. Persa questa, addirittura andiamo a perderla. Pazzesco, però è veramente incredibile. Almeno pareggiarla. Guarda Benzema, ma cosa fa Benzema? Addirittura fallo per fuori gioco, no? Fallo proprio, pazzesco. Cosa fa Benzema, Dio? Si fa anche il figo lui, cioè ha rischiato tutta la partita o quasi, si fa il figo. Almeno il pareggio, proprio per... Cioè, non perdere perché è proprio ridicolo, è ridicola la sconfitta. Tira bene, e vaffanculo! Merdaccia, almeno arriva il pareggio con Andrés Iniesta. Salviamo parzialmente la faccia, ma ragazzi, che disastro, non si vince più. Non è ancora finita, può arrivare, attenzione che può arrivare la sconfitta ancora. Può arrivare ancora la sconfitta. Vabbè raga, 1-1, 2 pareggi, mi dispiace, non sono più capace a vincere veramente. Poi se volete altri video di foot io posso anche farli, anche se però veramente la striscia negativa continua. Se no ci dedichiamo a qualcos'altro, io non ho problemi, faccio quello che volete, insomma, solo che la frustrazione è tanta perché non riesco più a fare un cazzo. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.